Buonasera, alle principali notizie. A Palermo sotto shock per la morte di Paolo Taormina, il giovane freddato mentre cercava di sedare una rissa. Ad ucciderlo un 28enne dello Zen, Gaetano Maranzano, con precedenti per rissa e droga. Dice di aver agito per gelosia e dopo l'omicidio sui social in un video inneggia Totorina. La società civile di Palermo si mobilita stasera fiaccolata e domani marcia silenziosa per fare rumore. C'è anche chi chiede il ritorno dell'esercito. Il monito del presidente Schifani: la Sicilia reagisca alla violenza. Anche a Vittoria, nel Ragusano, e allarme sicurezza. Il sindaco scrive al ministro Piantedosi per chiedere un piano straordinario dopo le continue violenze e il rapimento lampo del 17enne. A Mazara la denuncia del marito dell'insegnante morta dopo aver fatto scoppiare per prima lo scandalo dei ritardi nei referti istologici dell'ASP. Nessuno ci ha chiesto scusa, dicono i familiari ai funerali della donna. A Catania, per le giornate fai d'autunno, tappa al Boschetto della Playa e la visita alle stalle della Polizia di Stato. A Biancavilla si conclude oggi l'Etna Wine Forum, 3 giorni dedicati allo studio del patrimonio vitivinicolo del versante sud-ovest dell'Etna. Calcio, il Catania vince con pieno merito a Giuliano e rilancia la sua candidatura per il vertice del campionato. L'attaccante Francesco Forte dice: l'importante è avere fiducia nel gruppo. Calcio, dopo 4 partite torna la vittoria il Trapani, decide un calcio di rigore trasformato nel secondo tempo da Fischnaller. Per il Siracusa lo scontro salvezza del De Simone va ai campani, azzurri battuti e contestati dal pubblico, Turati sempre più a rischio. Eccoci, buonasera. E dunque Palermo sconvolta per l'omicidio del giovane Paolo Taormina. Ad ucciderlo è stato un 28enne dello Zen, Gaetano Maranzano, che dice di aver agito per gelosia. Il sindaco Lagalla intanto è stato contestato da alcuni residenti che dicono non ci sono presidi e controlli. Sentiamo Marco Gullà. Tu mi arresti? Per che cosa? Lui è Gaetano Maranzano, il 28enne dello Zen che la scorsa notte ha ucciso Paolo Taormina davanti il locale che il giovane 21enne gestiva assieme alla sua famiglia all'Olivella, cuore della movida palermitana. Questo video su TikTok è stato pubblicato dopo circa un'ora all'omicidio che aveva compiuto. Maranzano inneggia la mafia a Totorrina, ha confessato di aver ucciso il giovane Paolo, ma non ha aggiunto altro. La nuova tragedia che scuote Palermo si consuma intorno alle 3 della scorsa notte, una serata di festa e allegria che però nel giro di qualche minuto viene stravolta dal sangue. Scoppia una rissa, Paolo Taormina, che stava lavorando nel suo locale Oscruscio, prova a sedare gli animi, nasce un'ulteriore discussione. Paolo viene ucciso, la dinamica è ancora da chiarire, i due forse si conoscevano, Maranzano sostiene che aveva importunato la sua compagna. Saranno inoltre le immagini delle telecamere di videosorveglianza a stabilire se Paolo è stato freddato con un colpo di pistola o ucciso con un altro oggetto contundente, forse un tirapugni. Un'altra notte di follia, di violenza estrema. Maranzano sui social sfoggiava collane la passione per le armi, tutto condito da musica neomelodica. Questa mattina, sul luogo della tragedia, amici e parenti sono travolti dal dolore. Sconvolto, una cosa, notizie assurde, sacrifici per aprire e gli ammazzano il figlio a 19 anni. Contestato il sindaco Roberto Lagalla, non ci sono controlli e presidi, gridano i residenti. È sintomo di una società nella quale c'è certamente una malattia e un disagio che colpisce in particolare i giovani. Maranzano, fermato questa mattina allo Zen, viene salutato dai parenti e dagli amici con baci e sorrisi. A pochi chilometri la mamma di Paolo Taormina grida disperata, non potrà più rivedere il figlio, ucciso brutalmente e senza pietà. E arrivano le prime reazioni all'ennesimo episodio di violenza di strada a Palermo. C'è anche chi torna a chiedere l'intervento dell'esercito, interviene anche il presidente Schifani che dice che la Sicilia reagisca alla violenza. Maglio viola.
Due diverse manifestazioni fra oggi e domani contro la violenza di strada. Palermo scende in piazza con una prima manifestazione organizzata da 4 TikToker, ma è programmata per domani invece la marcia silenziosa organizzata da CGIL, CISL, UIL, alla quale aderiscono le ACLI e altre organizzazioni datoriali e parti sociali. Non si può morire così, non è giusto, non è umano, scrive sui social il presidente dell'ARS Gaetano Calvagno, mentre annuncia il lutto cittadino per il giorno dei funerali di Paolo Taormina il sindaco Roberto Lagalla. La politica da sola non può bastare, dicono tutti in coro. Da Palermo è il consigliere comunale Dario Chinnici a tornare a chiedere l'intervento dell'esercito, mentre i coordinatori provinciali e cittadino di Fratelli d'Italia, Russo e Rini, propongono un tavolo fra le forze dell'ordine, le istituzioni e le associazioni di categoria. Il presidente della commissione regionale antimafia, Antonello Cracolisci, annuncia la convocazione della stessa commissione allo Zen, da dove viene il presunto assassino, da dove vengono anche i ragazzi accusati della strage di Monreale del maggio scorso. In segno di rispetto e di lutto annullate tutte le iniziative previste per oggi nel foyer del Teatro Massimo di Palermo, che sorge a pochi passi dal luogo del tragico delitto. E questo ennesimo tragico episodio nella movida palermitana riporta alla mente decine di altri fatti tragici. Sentiamo ancora Manlio Viola. Palermo violenta e che non vuole cambiare. L'ennesimo episodio drammatico della scorsa notte riporta alla mente le decine di altri fatti tragici dell'ultimo anno, forse 2. Fatti che vorremmo dimenticare, ma non possiamo e non dobbiamo farlo. Mentre istituzioni, associazioni, parti sociali si affannano a urlare la sconfitta di tutti, quello che manca ancora è la reale attuazione della promessa di inviare più poliziotti, più carabinieri, più assistenti sociali, insomma più Stato. Una richiesta giunta forte da Palermo a Roma dopo la strage di Monreale che costò la vita a 3 giovani in quella assurda sparatoria fra ragazzi monrealesi e ragazzi dello Zen. Ma se quella è la tragedia più grande, non dobbiamo dimenticare la faida in discoteca che quasi 2 anni fa portò all'omicidio di Lino Celesia, assassinato dal fratello di un ragazzo col quale aveva fatto a botte settimane prima, sempre nei confronti all'interno della mala movida. Ma di risse più o meno fatali ne raccontiamo ogni settimana, da Sferracavallo a Monreale, dal centro storico di Palermo fino alla faida dei quartieri con il branco dello Sperone che preparava le armi per vendicarsi dei ragazzi di Brancaccio. Un elenco infinito che può continuare, ma al quale bisogna mettere fine. Lo urlano gli albergatori, le associazioni dei commercianti, i sindacati, serve un patto sociale fra istituzioni e cittadini, ma tutto deve partire da maggiori controlli, dalla presenza massiccia delle forze dell'ordine, dalla certezza che nulla resti impunito, per poi affrontare a livello sociale i motivi di questa violenza fra i giovani, perché, dicono in coro associazioni e parti sociali, in gioco c'è l'umanità, ma anche il turismo, il lavoro, il commercio e tutti i mezzi di sostentamento di questa società palermitana. A Marsala è di origine dolosa l'incendio che ha distrutto una pescheria all'interno dell'antico mercato. Il titolare dell'attività ha fatto sapere di non arrendersi e di riaprire al più presto l'attività. Le indagini per capire anche se si sia trattata di un'intimidazione a scopo di estorsione. E sempre la scorsa notte a Marsala anche atti vandalici contro 7 auto. Tra questi mezzi presi di mira anche un'auto dell'ASP in sosta davanti all'ufficio igiene. Per questo il sindaco Grillo chiede maggiore presenza delle forze dell'ordine sul territorio. E anche un piano straordinario di sicurezza lo chiede il sindaco di Vittoria, che ha scritto al ministro Piantedosi, soprattutto dopo gli ultimi fatti di violenza e non ultimo anche il sequestro lampo del 17enne. Sentiamo Veronica Barbarino. Atti di violenza, un sequestro e il malaffare. Vittoria è una città sotto assedio dopo il rapimento di un 17enne e la criminalità che avvelena la filiera agricola. Tra traffici di droga e intimidazioni, il sindaco lancia l'allarme e chiede un incontro urgente al ministro dell'Interno. Si invoca un piano straordinario per fermare un'escalation che ormai appare fuori controllo. Non basta quello che è stato fatto, occorre una svolta strategica. Questa parte della Sicilia con riferimento a Vittoria ha bisogno di un progetto speciale, di un coordinamento speciale, di misure specifiche e speciali che riguardino l'intervento diretto di mezzi, di strumenti, ma anche intelligence, per capire meglio quello che sta accadendo in questo territorio che ha uno dei mercati più importanti d'Europa. Nel mentre è stato richiesto al prefetto, durante l'incontro con il Comitato Provinciale per l'Ordine Pubblico, anche l'implemento delle forze dell'ordine e l'intervento dell'esercito. Abbiamo 32 vigili urbani a fronte di una pianta organica che porterebbe a 120,
130 la presenza di polizia locale. Non possiamo solo lamentarci, occorre fare qualcosa, occorre intervenire. Ora la palla è nelle mani del Viminale. La comunità resta in attesa che dalle parole si passi ai fatti. Nessuno ci ha chiesto scusa, questa è la denuncia del marito dell'insegnante morta dopo aver denunciato per prima lo scandalo dei ritardi nei referti istologici dell'ASP. Una beffa se si pensa alla solerzia con cui la stessa sanità trapanese nel 2020 consegnò in 24 ore gli esami all'allora latitante Matteo Messina Denaro, anche lui malato di tumore. Lo stesso, una settimana dopo, venne operato proprio a Mazara. Laura Spanò. Assenze pesanti ai funerali di Maria Cristina Gallo. Tra le migliaia di persone presenti sabato in cattedrale, nessun rappresentante dell'ASP di Trapani, nessun politico dell'assessorato o del Ministero della Salute. Maria Cristina, che assieme alla sua famiglia ha pagato un prezzo altissimo, è la donna che ha denunciato di aver atteso 8 mesi la consegna di un referto medico per un cancro diagnosticato troppo tardi. Per quel ritardo, dice ora il marito Giorgio Tranchida, nessuno ha chiesto scusa né dall'azienda sanitaria né dalla politica. Scuse che neppure sabato qualcuno ha voluto portare con la presenza alla famiglia straziata. La malattia era complessa, ma il ritardo con cui è stata scoperta ci ha tagliato le gambe. Il cancro aveva mesi di vantaggio. A lungo, dice Giorgio Tranchida, abbiamo chiesto l'esito della biopsia, ci eravamo convinti che era tutto negativo e che non rispondevano perché non c'era nulla di grave. Tutto questo è andato avanti per mesi. Dopo la denuncia della donna è stata aperta un'inchiesta alla Procura di Trapani per omicidio colposo, lesioni colpose e omissione di atti di ufficio a carico di 19 tra medici, infermieri e tecnici di laboratori dell'ASP di Trapani. Le indagini degli ispettori del Ministero della Salute della Regione fecero scoprire che tra il 2024 e il 2025 sono stati 3.300 i referti consegnati in ritardo. Dietro questa triste vicenda la beffa. Da un lato centinaia di pazienti anche gravi ad attendere un esame, dall'altro la stessa sanità trapanese che nel 2020 si era dimostrata insolitamente rapida ed efficiente con il paziente Andrea Bonafede che ebbe il referto istologico in 24 ore. Quel paziente ammalato anche lui di tumore era in realtà Matteo Messina Denaro. Una settimana dopo il boss venne operato di tumore a Mazara. Adesso a Catania giravano su un'auto rubata con dentro altra refurtiva. 2 ventenni sono stati arrestati dalla polizia dopo un inseguimento. Orazio Longo. Un lungo inseguimento per le vie del centro, poi il bloccaggio e l'arresto. Gli agenti della Polizia di Stato hanno sorpreso un 25enne di Sassuolo e un 28enne di Foggia, residenti entrambi a Siracusa, a bordo di un'auto rubata a Catania, in viale Raffaello Sanzio. Quando si sono accorti della macchina della polizia, i 2 malviventi hanno accelerato bruscamente nel tentativo di darsi alla fuga. I poliziotti durante l'inseguimento hanno intimato più volte l'alt, ma i 2 hanno continuato a sfrecciare a tutta velocità, mettendo in pericolo pedoni e altri automobilisti, passando col rosso ai semafori di via Vincenzo Giuffrida e dirigendosi verso la circonvallazione. Intervenuti anche gli equipaggi dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, è stata effettuata una manovra di restringimento della carreggiata, di modo da obbligare i 2 ladri d'auto a fermarsi. Il 25enne ha tentato la fuga a piedi, colpendo con calci e pugni gli agenti che lo hanno catturato. Il 28enne invece è stato subito fermato dai poliziotti. Sottoposti a perquisizione sono stati trovati 2 coltelli dalla lama di 7 centimetri, una borsa e all'interno dell'auto è stato rinvenuto il registratore di cassa con ancora i contanti, riconducibile a un furto subito pochi giorni prima dal proprietario di un distributore di benzina della circonvallazione. Acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza, gli inquirenti sono riusciti a ricostruire l'esatto momento in cui il 25enne è entrato in azione nella pompa di benzina. I 2 sono stati denunciati per ricettazione. Il giudice, dopo aver convalidato gli arresti, ha disposto la custodia cautelare in carcere. A Catania sarà sospesa l'erogazione dell'acqua domani in giornata in buona parte della città e nei comuni di Tremestieri, Etneo e Gravina per i lavori di manutenzione straordinaria. L'erogazione sarà progressivamente riattivata in tarda serata e tornerà alla normalità la sera di martedì e la mattina di mercoledì. Una breve pausa, poi le giornate FAI d'autunno ci portano a Catania al Boschetto della Playa. Natura e memoria a Catania per le giornate FAI d'autunno, tappa al Boschetto della Playa per la visita alle stalle della Polizia di Stato, grande curiosità per la ferratura dei cavalli e per l'addestramento delle unità cinofila. Tonino De Mana.
La ferratura dei cavalli è un momento molto particolare cui assistono in questo momento, in questa giornata del Fai d'autunno, i nostri visitatori. C'è arte ed arte, c'è quella nei palazzi storici, ma c'è anche l'arte della ferratura dei cavalli, con l'applicazione di un ferro sotto lo zoccolo dell'animale per proteggerlo e prevenire l'usura. Le giornate Fai d'autunno, il grande evento nazionale che apre eccezionalmente luoghi a volte inesplorati, sono l'occasione a Catania per visitare le squadre a cavallo e cinofile della Polizia di Stato. Appuntamento per la gioia di grandi e piccoli al Boschetto della Playa, dove la natura si fa custode di memoria. Attrazioni speciali che hanno un nome: Frisian, Dolomit, Ombra e l'ultimo arrivato Enzo Paolo, il più apprezzato dai bambini. Grande curiosità anche per l'addestramento dei cani antidroga ed antiesplosivo. Studenti apprendisti ciceroni con percorsi tematici all'interno di uno scrigno rigenerato dal comune di Catania. Questa è un'occasione di promozione per il Boschetto, che è amatissimo dai nostri concittadini, però per tanti poco conosciuto. Ecco, le giornate Fai sono l'occasione per farlo conoscere meglio. Presi d'assalto anche il Giardino Bellini con il fiore all'occhiello del criptoportico e la sede dell'INGV di Catania, gioielli tirati a lucido e messi in vetrina grazie al Fondo Ambiente Italiano. A Biancavilla si conclude oggi l'Etna Wine Forum, 3 giorni dedicati allo studio del patrimonio vitivinicolo del versante sud-ovest dell'Etna, ma anche alle degustazioni con la cucina di chef stellati. Sentiamo Eva Spampinato. Degustazioni, masterclass, show cooking, talk e banchi d'assaggio. Biancavilla torna protagonista di un festival dedicato al patrimonio vitivinicolo del versante sud-ovest dell'Etna, che si conclude questa sera con un ospite d'eccezione, il giornalista americano Robert Camuto, firma autorevole di Wine Spectator, che presenterà il suo libro. Questa è l'edizione della maturità di Etna Wine Forum, questa quarta, perché mette insieme l'eccellenza del mondo vitivinicolo con l'eccellenza gastronomica, con i grandi chef, ma soprattutto il focus sul vino del territorio, non solo il sud-ovest dell'Etna, ma tutto il territorio vulcanico in grande espansione a confronto con i grandi territori del vino italiano. L'evento, oltre ad allietare e allenare i palati dei partecipanti, è anche un momento di confronto fra il mondo della vitivinicoltura, il giornalismo enologico, gli operatori del settore, la comunicazione e il marketing. Non solo Etna, la 3 giorni sarà un'occasione per esplorare altre realtà vitivinicole dentro e fuori dai confini siciliani. Questo versante sud-ovest dell'Etna, che ha un'esposizione solare unica al mondo, riesce a regalarci delle eccellenze e noi dal nostro vino vogliamo rilanciare il territorio. Tra gli altri ospiti d'eccezione della quarta edizione, lo chef stellato Pino Cuttaia, che ha portato in tavola 2 piatti iconici. Uno alla crème brûlée di polpo con una crema di cavolfiori, dove ho estratto la pelle del polpo per raccontare che la massima espressione di un gusto è proprio nella pelle. Breve pausa e poi la pagina del calcio ampia, perché ci occuperemo di Catania, Trapani e Siracusa. Eccoci al calcio, il Catania vince con pieno merito a Giugliano e rilancia la sua candidatura per il vertice del campionato. Domenica al Massimino arriverà la Salernitana. L'inviato Marco Carli. La Salernitana è avvisata, il Catania fa sul serio. In vista del big match di domenica al Massimino, gli etnei si sbarazzano senza neanche troppo penare del Giugliano, con un piglio da grande, avvio veemente, primo tempo dominato e poi controllo con un solo rischio fino al gol finale. Toscano sorride. Ma sì, ma tutti mi vedono come un allenatore burbero, un allenatore. I ragazzi invece lo sanno. Ultimamente gli ho detto divertitevi a giocare, divertitevi, fate quello che fate in allenamento, perché però vincendo poi ti diverti di più. Il primo tempo, come detto, è un assolo etneo. Il gol splendido di Lunetta rompe subito l'equilibrio e racconta del periodo d'oro del giocatore che va al di là dei 6 gol segnati. La sua partita è un continuo di strappi e ripiegamenti, tutto con giudizio ma sempre con tempestività. Così come è stato tempestivo Forte quando alla seconda occasione è riuscito a tornare al gol. Importante per un attaccante, come sempre, più di ogni cosa, ma dalle dichiarazioni emerge la forza del gruppo. Ce lo siamo detti prima della partita, è importante trovare l'alchimia, è importante avere fiducia
non nel singolo ma nella squadra, nel reparto, cioè essere un reparto forte. Se non fosse per Cicerelli che si è fermato sarebbe stato tutto perfetto, compreso il ritorno al gol di Jimenez dopo il palo di stoppa. E ora il periodo dei big match, prima Salernitana e poi Benevento. Non saranno determinanti le partite, sarà determinante come uscirai da queste due partite a prescindere dal risultato, la percezione che darai al campionato da queste due partite, quello mi interessa di più. Dopo 4 partite torna alla vittoria il Trapani, decide un calcio di rigore trasformato nel secondo tempo da Fischnaller. Franco Cammarasana. Dopo 4 giornate ritrova il sapore della vittoria il Trapani, che viola il terreno di gioco del Simonetta Lamberti, dove non vinceva da 25 anni. Successo meritato quello dei Granata, per lunghi tratti padroni del centrocampo. Partita decisa però da un calcio di rigore concesso al 75esimo per un fallo in aria su Pietro Ciotti e trasformato con freddezza da Fischnaller. Nel primo tempo il Trapani ha rischiato al 15esimo, ma Sorrentino manca clamorosamente il gol su una corta respinta di Galeotti. Poi è sempre Trapani a rendersi pericoloso al 21esimo con Fischnaller, al 28esimo con Kirwan e al 41esimo e al 45esimo ancora con Fischnaller. Buono l'inizio dei padroni di casa nella ripresa, che impegnano Galeotti al 66esimo e al 69esimo fino al calcio di rigore che ha deciso la partita. Poi Galeotti a neutralizzare la reazione della Cavese con buoni interventi all'84esimo, all'85esimo e al 91esimo. Per il Siracusa lo scontro salvezza del De Simone va ai campani, azzurri battuti e contestati dal pubblico, Turati sempre più a rischio. Marco Petrolito. Il Siracusa sprofonda, 8ª sconfitta in 9 partite, fischi e contestazione a Nicola De Simone, dove il KO con il Sorrento apre ufficialmente la crisi degli azzurri, la cui posizione del tecnico Turati adesso è fortemente a rischio. Con i campani la squadra retusea, dopo un primo tempo arrembante, subisce nella ripresa la rete decisiva ad opera di Dursi. Gol pesantissimo che condizionerà inevitabilmente il futuro della squadra del presidente Ricci, anche lui nel mirino dei tifosi nel dopogara. Il match inizia con gli azzurri in avanti, clamorosa al quinto la tripla occasione sprecata di testa da Valente e da Capanni, che vedono il Sorrento salvarsi prima grazie al palo e poi in virtù dell'istinto del portiere Rasser. Dopo la parata di Farroni su Dursi ci prova Contini, mentre la ripresa si apre con un colpo di testa di poco alto del neoentrato Molina. Dopo un paio di avvisaglie però ecco servita la doccia fredda. D'Urso al 69esimo approfitta di un filtrante di Solcia, parte tutto solo palla al piede e fulmina l'incolpevole Farroni. Leoni, che con la forza della disperazione provano a reagire con Frisenna, ma si espongono alle ripartenze avversarie e non riescono più ad incidere davanti. Adesso si attendono possibili valutazioni societarie in un contesto certamente non facile e con una classifica che vede il Siracusa sempre più ultimo a quota 3 punti. E c'è un aggiornamento sulla notizia di apertura in merito all'omicidio avvenuto a Palermo del 21enne, perché i carabinieri hanno confermato e quindi fermato il Gaetano Maranzano, accusato proprio dell'omicidio di Paolo Taormina. Da una perquisizione anche domiciliare a casa di Maranzano, i carabinieri hanno scoperto una pistola semiautomatica calibro 9 illegalmente detenuta. E nella zona della Movida, dove appunto si è avvenuta la tragedia, questa sera nessun segno di solidarietà da parte dei colleghi della vittima. Infatti pub e locali sono tutti aperti con tavolini per strada, come se nulla fosse accaduto appunto a Palermo. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto e buona serata.